Non sono qua per fare discorsi motivazionali, credo che sia importante per confrontarsi sui numeri, su come sta cambiando l'economia, su quelle che sono le opportunità e di cosa deve fare la Regione e sta già facendo per sostenere l'imprenditoria femminile. Considerando che noi abbiamo dei segnali positivi, Sassari e Nuoro sono trainanti rispetto ai numeri, abbiamo comunque una media regionale che è comunque sopra la media nazionale e quindi sicuramente i segnali sono positivi, però è importante e interessante capire anche dove si sta sviluppando l'imprenditoria femminile e vediamo che aumenta sui servizi, vediamo che aumenta sul turismo, vediamo che aumenta per esempio sull'immobiliare e sui servizi finanziari. Sta diminuendo invece sul primario, sta diminuendo sull'industria, quindi su contesti e sul contesto diciamo edilizio. Quindi l'economia sta andando in una direzione che cambia anche il modello economico della regione e quindi questi indicatori devono essere presi in considerazione proprio per come dire, spingere anche le imprenditrici a allargare il proprio contesto. Una cosa che mi fa particolarmente piacere vedendo i dati è che abbiamo un numero rilevante e di crescita di imprese nei servizi tecnologici e questa è una cosa importante perché vuol dire che le donne stanno prendendo sempre più piede anche nel contesto delle materie tecniche e scientifiche, nelle materie STEM. Io qua a Nuoro spero che la spinta anche che darà l'Insent Telescope sia un ulteriore passaggio importante per sostenere questo tipo di economia.